Finalmente, dopo una lunga battaglia, abbiamo i 20 vigili che servono ad aprire San Giovanni. Non chiuderà più, sarà un presidio permanente. Questa battaglia è importante per 3 motivi. Dobbiamo dare un attimo un tocco di aria nuova in questa nostra terra. Finalmente daremo il soccorso a dei cittadini finora abbandonati. Questo ci permetterà di migliorare il soccorso in tutta la provincia, non solo a San Giovanni. Ben ritrovati, abbiamo voluto aprire questo TG10 speciale di oggi ricordando un amico della nostra TV, del nostro TG, un amico che il Covid si è portato via troppo presto. Parliamo di Angelo Bonaventura Ferri, lo avete sentito in questa intervista, una delle tante che abbiamo realizzato con lui. Aveva 51 anni e non aveva patologie pregresse, si è spento ieri al Mater Domini di Catanzaro. A noi piace ricordare la sua intanto gentilezza e poi ci piace ricordare di lui quella perseveranza che gli ha permesso di vincere da sindacalista della UIL tante battaglie, come appunto la riapertura della caserma di San Giovanni in Fiore, questo duplice binario che amava percorrere i diritti dei cittadini, la salvaguardia, la sicurezza dei cittadini e dall'altra i diritti dei vigili del fuoco, di cui, ripeto, i vigili del fuoco di Cosenza, nella caserma di Viale della Repubblica, dove era capo reparto. E ieri c'è stata tanta commozione in città per questa notizia, in tutta la provincia. A San Giovanni in Fiore le forze di polizia hanno voluto tributargli questo omaggio. La vicinanza, chiaramente la nostra vicinanza dell'intera struttura alla famiglia di Angelo Bonaventura Ferri, e sono tanti purtroppo i morti del coronavirus, sono più di 60, alcuni dicono 65, altri 67, le cifre hanno davvero poca importanza, sono morti che non avranno neanche il conforto di un funerale. Ebbene, con noi la ringrazio per aver accettato il nostro invito, la dottoressa Simonetta Costanzo. Intanto benvenuta. A lei voglio chiedere questo: l'elaborazione del lutto è sempre molto difficile, in questi casi forse lo è ancora di più. Cosa fare? Forse abbiamo qualche problema di audio. Dottoressa Costanzo, ci sente? Sì, mi sentite? Sì, adesso sì. Dicevamo, cosa fare? Ecco, intanto vi saluto tutti e vi ringrazio per essere con voi. Purtroppo l'elaborazione del lutto già è difficile in situazioni, diciamo, tra virgolette normali, nel senso di morte in qualche modo attesa. Abbiamo problemi con la diretta via Skype, intanto vediamo di ripristinare la diretta con la dottoressa Costanzo. Vi ricordo che qualora vogliate potete telefonarci, come sempre nel nostro TG10 speciale ci piace raccontare coralmente questo momento che stiamo vivendo, questi giorni di quarantena. Rivedo la dottoressa Costanzo. Allora, dottoressa, dicevamo è sempre difficile
difficile, lei diceva, elaborare un lutto, in queste circostanze forse lo è ancora di più. Difficile ancora di più perché alcune ricerche attendibili, scientifiche, ci dicono che in questi casi di pandemia, epidemia, purtroppo si scatenano delle reazioni psichiatriche molto gravi, tipo disturbi d'ansia, disturbi del sonno, post-traumatico da stress, e quindi questo stato che... E abbiamo ancora qualche problema, vediamo di ripristinare la linea, il collegamento. Purtroppo le nostre linee telefoniche non sono nostre alleate in questo momento. Vediamo se riusciamo a chiudere questo ragionamento e riuscire a trovare anche delle indicazioni per le tante famiglie purtroppo che si trovano in questa condizione e dare loro anche la speranza. Mi sentite? Sì, adesso sì. Dottoressa Costanzo, quali indicazioni pratiche per le tante famiglie che si trovano nel dolore in questo momento? Non riusciamo a sentire la dottoressa Costanzo, io la vedo ma forse c'è qualche problema. Così mi sentite? Allora, noi la sentiamo perfettamente. Nel frattempo chiedo a Luca Chito in regia di ripristinare il collegamento. Abbiamo tante cose da farvi vedere, come sempre, quando prepariamo questo TG10 speciale fatto soprattutto dalle vostre voci. Vediamo se siamo riusciti ad avere di nuovo la dottoressa Costanzo. È accidentata come conversazione. Dottoressa, Celico, è accidentato. dottoressa, allora, forse riusciamo ad andare avanti? Dottoressa, allora, può concludere il suo pensiero? Sì, mi sentite? Sì, perfettamente. Allora, quello che io stavo dicendo è che in questa situazione la psiche delle persone è molto alterata. Allora, c'è ancora qualche problema? Chiedo a Luca Chito di verificare quando e se sarà possibile ripristinare il collegamento con la dottoressa Costanzo. Noi andiamo avanti, abbiamo capito che comunque è una dura prova e quindi volevamo anche comprendere se ci fossero degli strumenti per attraversarlo questo dolore. Andiamo avanti, la fede può in questi casi aiutare. In questo momento stiamo vedendo tante celebrazioni in diretta alla TV, che è diventato un altare domestico che cambia pelle, che diventa altro rispetto a quello a cui siamo abituati, no? A vedere, e ci sono anche dei canti durante le celebrazioni, chi canta prega due volte, diceva Sant'Agostino, ed è proprio il caso di un conservatorio di musica. Il maestro Teresa Colace, con i suoi allievi del conservatorio, davvero ci aveva inviato questo video molto molto intenso, molto particolare, che vi facciamo vedere.
ci rialzeremo. Bellissimo messaggio, abbiamo al telefono proprio il soprano Teresa Cardace. Intanto benvenuta nella nostra trasmissione. Pronto? Buongiorno, sì, buongiorno, la sentiamo. tutti, allora, com'è sì. nata l'idea di questo video che mette insieme tutti gli allievi del conservatorio e devo anche ricordare il pianista Salvatore Mendicino? Sì, certo. Allora, insomma, per noi, ecco, la musica ed il canto sono, diciamo, il modo più spontaneo, ecco, per esprimere sentimenti e quindi anche insomma, le emozioni. Ecco perché in questo momento, insomma, particolarmente, ecco, drammatico, abbiamo sentito la necessità proprio di cantare un brano, insomma, come You Rise Me Up, ecco, Mi rialzerai, che non è altro appunto che un inno, è una nostra preghiera, è un messaggio, diciamo, di speranza, ecco, verso tutta l'umanità. E il nostro abbraccio, insomma, virtuale, ecco, reso, insomma, possibile attraverso la musica, diciamo. Certo, a me piaceva anche ricordare e fare capire anche ai nostri telespettatori un altro passaggio. Voi siete un conservatorio, allora mettere insieme tutti gli allievi non è facile perché insomma non c'è soltanto una lezione da seguire, ma ci sono gli strumenti, no, da accordare. Certo, insomma, diciamo che questa è stato un esperimento di coro virtuale, cioè ognuno da casa propria, diciamo, ha registrato, insomma, la canzone, questo brano, e poi è stato assemblato ecco, dagli allievi stessi con l'ausilio di un accompagnamento soltanto pianistico, ecco, perché giustamente, insomma, non era possibile insomma, mettere insieme, insomma, più strumenti. Certo, capiamo. Grazie Sì. molte, complimenti a lei, Grazie complimenti a voi, ai ragazzi. Grazie a voi. E grazie per aver voluto speriamo. partecipare a questa nostra trasmissione. Grazie mille. Allora, andiamo avanti, vedo che il collegamento con la dottoressa Costanzo è stato ripristinato. Dottoressa, allora, le volevo chiedere quanto è importante in momenti come questi, in cui sono stravolte, lo abbiamo detto tante volte, le nostre abitudini, la nostra quotidianità che ha bisogno di reinventarsi, quanto è importante la fede? Moltissimo. La fede è importante sempre, ogni essere umano ha in sé una funzione teleologica e la fede assume un ruolo centrale nella vita di ogni essere umano. Certamente che in questo momento i fedeli, cioè quelli che hanno bisogno di riunirsi per poter pregare, sono un po' si trovano un po' in una situazione problematica perché non possono farlo all'interno delle chiese. Però noi sappiamo che l'unione con Dio, la preghiera, è qualcosa che riguarda la sfera intima e questo si può fare anche da casa e ci si può anche collegare con gli altri fedeli e stare uniti nei momenti di preghiera. Prima si parlava del lutto. Io non ho potuto dire quello che pensavo riguardo al superamento del lutto perché la connessione non era sufficiente. Allora, in questo momento, con i problemi che abbiamo, le persone più delicate sono in una condizione di post-traumatico da stress, quindi vivono l'insonnia, l'ansia, hanno più problemi a superare l'angoscia legata alla perdita e al lutto. Certamente il consiglio che io do è pensare che i nostri cari vivono
in noi attraverso il ricordo e attraverso le nostre immagini. In questo modo loro sono sempre presenti e forse si riesce di più a superare i momenti di lutto. Certo, grazie, è un consiglio molto importante e noi ci approcciamo a questi argomenti sempre con delicatezza perché sono davvero poi diversi, non sono degli approcci che cambiano da persona a persona, però ecco, il consiglio degli esperti è un consiglio che va seguito. Prima abbiamo parlato del conservatorio e abbiamo visto che insomma, si continua a studiare, ad andare avanti con la didattica, anche se materialmente, fisicamente la scuola è chiusa, così anche l'università. Nei giorni scorsi il rettore Leone ha detto che l'università in realtà non è chiusa, noi continuiamo a lavorare con la didattica a distanza, anzi l'università è al servizio del territorio. E sempre nei giorni scorsi è arrivata davvero una bella e buona notizia perché sono arrivate da Wuhan, quindi dalla Cina, delle mascherine, delle tute, i presidi proprio di sicurezza. Ecco, dovremmo avere al telefono Franco Bartucci, lui si è occupato per anni della comunicazione all'interno dell'Unical. Franco, c'è un rapporto importante, decennale, tra l'Università della Calabria e la Cina, quindi in qualche modo abbiamo sempre guardato dall'inizio di questa pandemia con particolare attenzione a quello che avveniva a Wuhan. Ci spieghi come è nato questo rapporto tra l'Università della Calabria e la Cina? Allora, Rosalba. Pronto? Sì, posso. Allora, Rosalba, sì, dunque, non è un rapporto decennale, Rosalba. Sono 40 anni che l'Università della Calabria ha avuto per prima in Italia, la prima università italiana nel 79 ad istituire un rapporto facendo arrivare un nucleo di 16 studenti. Sì, 1900 questo è vero, dicembre... ci sono sempre stati, però Franco, i rapporti tra le università sono nati insomma più recentemente, no? No, sono nate con l'arco da subito, nel senso che il 79 sono arrivati gli studenti, ma contestualmente con il professore Drioli si è aperto subito un rapporto con l'università, una collaborazione scientifica. Con Wuhan, il rapporto con Wuhan è stato creato dal professore Fortino 10 anni fa e quindi la cosa bella qual è stata? È che in questo momento particolare, tu l'hai detto, come è successo questa epidemia lì nella città di Wuhan, 13 milioni di abitanti, ecco, il rettore Leone ha inteso subito esprimere la propria solidarietà e vicinanza agli amici di Wuhan e altrettanto quelle di Wuhan nel momento in cui è scoppiata tutta questa epidemia in Italia ha subito risposto con questa azione di grande solidarietà ed amicizia, hanno fatto arrivare le mascherine, le tute e tante altre cose. Franco, scusami, mi spieghi quali sono i rapporti tra l'Università della Calabria e le università cinesi? C'è chiaramente delle ricerche in collaborazione, in comune, che si portano avanti? Ci sono studenti che studiano a Wuhan e studenti di Wuhan che studiano qui all'Università della Calabria? Sì, diciamo annualmente arrivano all'Università della Calabria rapportandosi con l'ufficio, con l'attività piena del delegato del rettore ai rapporti con la Cina, che in questo caso è il professore Fortino, voglio dire, da anni stanno arrivando attualmente questo nucleo hanno cominciato 10 studenti per arrivare a 20, a 30, a 40. Al momento nell'università ci sono 46 studenti della Cina, tra cui qualcuno anche di Wuhan. Voglio dire, quello che
è importante in questo momento è questo legame forte, questa è la bellezza, questo legame forte che si è costruito negli anni per quanto riguarda la collaborazione scientifica nel settore dell'ingegneria, sull'ingegneria delle membrane, ma a livello di farmacia, la stessa facoltà di farmacia. Io sono in rapporto adesso, come ho iniziato subito con l'amico Liu Routing nel 79 e l'ho sviluppato soprattutto in quest'ultimo periodo, a scriverci un giorno sì e un giorno no, comunicandoci le esperienze, come loro hanno vissuto la quarantena, chiaro, e come l'hanno superata. Ecco perché io ho scritto, per certi aspetti, noi non cerchiamo di superare questo momento di quarantena. L'ordine è stiamo in casa ed è giusto stare in casa per sconfiggere questo virus, però dobbiamo avere come riferimento, perché il virus è stato sconfitto, Wuhan, la luce di Wuhan. Da quella località ci sono arrivate tante testimonianze di solidarietà. Non dico le mascherine, ma pensiamo a un fatto: il primo paese a muoversi, a sostenerci sono stati i cinesi, inviandoci il nucleo di medici e ricercatori, mandandoci le mascherine e tutto il resto. Ecco, è a queste cose che noi dobbiamo saper guardare. Certo, grazie per questa bella testimonianza e niente, su questo ci fermiamo perché c'è la pubblicità, d'altronde Franco Bertucci è stato bravo nel ricostruire questi rapporti consolidati nel tempo tra l'Università della Calabria e la Cina. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte del TG10 speciale, vedo in collegamento, evidentemente insomma l'abbiamo ripristinato, dovrebbe essere tutto in ordine, dovremmo riuscire a comunicare con lei. All'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, la dottoressa Simonetta Costanzo. Dottoressa, volevo chiederle questo, la nostra vita, le nostre abitudini dopo il coronavirus saranno uguali o resterà la paura? Faticheremo a riabituarci ai nostri ritmi? Ecco, questo è difficile rispondere a questa domanda perché purtroppo non abbiamo ricerche e in letteratura c'è poco su quello che potrà accadere dopo. Una cosa è certa, che noi già abbiamo avuto un grosso scompenso perché eravamo abituati alla libertà totale, anche esagerata, eravamo abituati a non riflettere sulla nostra condizione e sulla condizione della natura e del mondo. Guardiamo tutto l'aspetto ecologico, no? Eccetera, eccetera. E quindi da questa libertà smodata ci siamo trovati in una condizione di coartazione totale. Abbiamo perduto completamente la nostra libertà, la possibilità di movimento e la possibilità di avere contatti con gli altri. Ecco, questa sorta di cambiamento ha già generato in noi uno scompenso. Ora ci sono persone più forti psicologicamente che riescono a sopportare, persone più deboli che invece già stanno vivendo una condizione di grave stress con tutta una sintomatologia psichiatrica anche abbastanza importante. Quello che accadrà dopo, sicuramente dopo ci saranno delle situazioni gravi, specialmente a livello soggettivo, a livello individuale. La malattia mentale, i disturbi di personalità aumenteranno sicuramente e ci saranno anche delle sintomatologie molto importanti. Ecco perché io dico, in questo momento, se qualcuno sta soffrendo, è bene che contatti un esperto e anche online si sottoponga a sedute, a conversazioni, a comunicazioni
che in qualche modo possano rassicurarlo e guidarlo. E ci Poi fermiamo a qui. livello collettivo, scusami, Dottoressa, ci arriviamo dopo, perché dicevo, ha detto delle cose davvero importanti sul contatto, no? Sulla possibilità di contattare gli esperti. Abbiamo visto che in tutta Italia c'è la possibilità di contattarvi perché avete dato questa grande disponibilità all'ascolto in modo da aiutarci a superare questo imprevisto che è capitato nelle nostre vite. Speriamo, insomma, questo è davvero un auspicio, che dopo non dovremmo invece fare i conti con le patologie che lei ci ha elencato. Doveva esserci una telefonata, mi pare, dalla regia. Pronto? 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 Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Da dove ci chiama? Sono Giuseppe da Mondalto. Sì, ci dica. Allora, senti, io vorrei fare una precisione, diciamo, riguardando questa malattia su virus. E senti che lo Stato sta impedendo molti cittadini italiani, diciamo, già nella stessa Italia, dal nord non possono venire al sud, quelli che parecchi sono stati bloccati all'estero, diciamo, qui in Francia, qui in Inghilterra, qui in America, in quanto hanno bloccato tutti i voli per non far venire. Allora, se noi parliamo di tutta questa prevenzione per salvaguardare la nostra Italia, insomma, i nostri cittadini, è giusto sia stato così. Però, se poi apprendiamo dal telegiornale 2 giorni fa che sono ribarcate dall'Africa, dalla Libia, 170-80, diciamo, non è questione di razzismo, ma è questione, lo Stato, senti che la Libia, sappiamo bene, sono paesi africani che sono privi di ogni cultura medica, insomma, non hanno assistenza, non hanno, diciamo, un controllo su questa malattia, diciamo, essendo anche il presidente libico nel passato ha minacciato l'Italia che bilancio migliaia di africani in tutta l'Europa, in tutta l'Italia, allora questi qua che sono arrivati in Italia, e lo Stato dovrebbe prima di tutto, cioè non dice rimane indietro, va bene, le ha accolto, però obbligatoriamente fagli un tampone, perché tu non sai le mosse della Libia che è in guerra, che ti manda persone tutti infette, li scalza e dice andate in Italia. Cioè questa è una cosa che lo Stato deve aprire gli occhi. Abbiamo capito perfettamente. Perché sappiamo che la Libia abbiamo capito è un paese che oggi tuttora sta la sua preoccupazione di persone che sono infette. Certo, abbiamo capito perfettamente la sua preoccupazione e anche la sua proposta. Il tampone per chi arriva mi sembra una proposta davvero sensata per evitare la diffusione dei contagi. Grazie per averci telefonato. Noi chiaramente, come sempre, portiamo queste proposte a chi poi dovrà metterle in atto, e mi pare anche che chi arriva in Italia però passa dei controlli medici, quindi sicuramente dei controlli questi migranti li avranno fatti. Chiaramente c'è la preoccupazione, e la ringrazio perché lei ha toccato uno di quei temi che sembravano spariti, no? Durante il coronavirus, cioè i migranti. Nessuno ne parla più, eppure continuano ad arrivare, è cronaca di questi giorni, continuano a preoccupare le famiglie, lo avete sentito dalla telefonata. In più ci sono i migranti che restano in Italia, i minori non accompagnati, di cui appunto nessuno parla. Ci sono delle associazioni come la Partecipazione Onlus che con un progetto che è unico nel sud Italia consente a questi ragazzi di in qualche modo costruire il loro cantiere di vita. Ci hanno inviato un video che ci fa piacere chiaramente ospitare e farvi vedere. In video vedrete la presidente dell'associazione Vittoria Paradiso, poi Davila Scarpelli, la vicepresidente, e Giampaolo Rosa che è il tesoriere dell'associazione. Vediamo. Lo staff del progetto L'Arte di Conoscersi in Cantiere è attualmente impegnato nella riprogrammazione delle attività per rispondere in maniera assolutamente positiva all'emergenza Covid-19. Questo è possibile grazie alla resilienza degli operatori, ma anche dei minori stranieri non accompagnati.
Questi ultimi stanno vivendo le misure di contenimento nei rispettivi centri di accoglienza. Quindi da un lato vivono la quarantena in gruppo, ma dall'altro il distanziamento sociale potrebbe avere delle ripercussioni assolutamente negative su quello che è il percorso di integrazione che sta portando avanti ognuno di loro. La prosecuzione delle attività, pertanto, è necessaria ed è garantita, come si può immaginare in questo momento, dall'utilizzo di strumenti digitali che ci consentono di mantenere vivo il legame con i ragazzi e di mostrare loro la nostra vicinanza e il nostro affetto. Utilizziamo quotidianamente un gruppo WhatsApp per l'invio di messaggi, di video e per lanciare sempre nuove ed alternative attività. Sono strumenti indispensabili che consentono ai ragazzi di essere parte attiva nella divulgazione, anche nella loro lingua parlata, delle buone pratiche per il contenimento della diffusione del virus. Abbiamo iniziato con l'adesione alla campagna social Lontani ma Vicini, che vuole essere un messaggio attraverso un gesto simbolico per sentirsi meno soli e creare così una catena virtuale che avvicina anche nella distanza. Sono comunque in programma ulteriori attività che impegneranno direttamente i minori. La psicologa Erika Gallo ha provveduto a fornire le indicazioni comportamentali per affrontare al meglio questo periodo. Il suo contributo è stato tradotto dai nostri mediatori in arabo, francese e inglese. Tutte le attività programmate mirano a garantire la sopravvivenza del fondamentale concetto sociale di condivisione. Ciò che desideriamo e auspichiamo è di poter rivedere quanto prima i nostri ragazzi, di poter tornare a disegnare, recitare, suonare con loro, e quindi vorremmo vedere il cantiere dell'integrazione che abbiamo creato su Mendicino nuovamente pieno di giovani, ma soprattutto pieno di speranza. Insomma, Arca non si ferma, diceva questo video, non si ferma la vita. Non so se abbiamo ancora in collegamento la dottoressa Costanzo. Sì, la vedo. Dottoressa, le volevo chiedere questo. La condizione di questi ragazzi in realtà è la condizione anche dei nostri ragazzi. Tanti sono fuori per studiare e oggi non possono tornare. Allora, la lontananza e la paura del virus. Come anche convivere con queste due importanti mancanze affettive, perché la lontananza significa distanza dalla famiglia e al contempo la paura che si ingigantisce. Allora, soprattutto i ragazzi, come aiutarli a superare la lontananza e appunto la paura del virus? Allora, innanzitutto la premessa è questa: questo stato di quarantena riattiva in noi un meccanismo di difesa molto antico, che è il meccanismo della regressione. Praticamente gli esseri umani, quando sono costretti e non possono avere libertà e non possono prendere delle iniziative, muoversi e stare in contatto tra loro, ritornano dei neonati. E quindi è molto importante soggettivamente come è stata vissuta l'infanzia. Perché come noi abbiamo vissuto l'infanzia è praticamente fondamentale per come riusciremo a vivere poi da adulti i momenti di abbandono, i momenti di solitudine e i momenti quindi di costrizione. Una cosa è certa: noi non dobbiamo solo distrarci in questa situazione di quarantena, ma dobbiamo cercare di mantenere attivi i nostri interessi, nel possibile chiaramente, perché non è che possiamo fare cose all'esterno, ma dobbiamo cercare di mantenere attivi i nostri interessi anche dentro casa, cercando di stimolare il più possibile le nostre attività, le nostre qualità simboliche. Perché se noi stimoliamo le nostre qualità simboliche possiamo superare questo tragico momento anche ludico.
Grazie, grazie per queste indicazioni che sono importanti. Restare a casa ci salva la vita, ma ci può anche aiutare a ricostruire, a riflettere, a guardare avanti in maniera diversa rispetto ad oggi. Dottoressa Costanzo, ne riparleremo, ma quella che oggi abbiamo può essere anche un'opportunità per tutti noi? Velocissimamente. Sì, è un'opportunità importantissima perché ci sono anche i lati positivi. Noi finalmente possiamo riflettere sul significato della nostra esistenza, possiamo riflettere sulla nostra identità, possiamo anche pensare quanto tempo noi sprechiamo inutilmente per fare cose inutili e ripetitive e quindi rendere qualitativamente migliore la nostra esistenza. Grazie. Quindi ci sono storie, tante storie che potremo raccontare. C'è una casa editrice calabrese, la Pellegrini Editore, che ha deciso proprio con le storie della quarantena di pubblicare un ebook. Prima di farvi vedere però questo ebook c'è una telefonata e ci fa piacere riceverla. Pronto? Pronto? Sì, benvenuto. Da dove ci chiama? Io sono Gagliardi, da San Lucido. Sì, una zona rossa San Lucido. Sì, va bene. Comunque zona rossa è tutto il mondo adesso. Non è vero, anche questo è vero. Il problema è che siamo rovinati, nel senso che c'è un'eco, se può togliere l'eco mi fa piacere. Deve abbassare lei il televisore. Se lei abbassa il televisore, se abbassa il televisore, mi scusi, ci ascolta solo per telefono, comunichiamo meglio e non sente più l'eco. Allora, ha abbassato il televisore? È chiuso il televisore da prima. E allora sarà qualche problema di linea. Cosa ci voleva dire? Allora, il problema è questo, che siamo rovinati non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Perché se non si riesce a risolvere il problema di avere un farmaco, non parlo del vaccino che è impossibile, ma a risolvere il problema di un farmaco che possa distruggere il virus, noi siamo purtroppo costretti a stare chiusi in casa. Io ho 76 anni. E sono un mese e mezzo che sono chiuso in casa, quindi siamo costretti a essere chiusi in casa, anche cioè non è che si parla di fase 2, fase 1,5, 1,25. Il problema del farmaco, noi saremmo costretti a stare fino all'autunno, l'inverno in casa chiusi, perché stando adesso chiusi in casa ci sono 22.000 morti quando sono, eccetera. Figuriamoci se si passa ad una fase 1,25, 1,5, 2, che poi ancora di più c'è la possibilità di stare a contatto con le persone e ancora di più c'è questo problema che il contagio aumenta, cioè è esponenziale. Cioè, adesso stando chiusi c'è questo problema. Se il problema si passa ad una fase 1, non dico 1,2, ma 1,25, 1,5, aumenta di più il pericolo, pur mantenendo le distanze, le mascherine, i guanti. Quindi non si può aprire campionati di calcio, scuole, fino a gennaio, dicembre dell'anno prossimo. Scuole, tutte le attività. Siamo rovinati sia come salute, sia psicologicamente e sia come economicamente principalmente. Quindi il problema principale è quello che ho telefonato, che si rivolga alla conferenza stampa qualche giornalista, faccia queste domande. Certo. Ma okay. È inutile che parliamo della fase 1, 2, 1,5.
quando non è possibile, se non c'è la possibilità di... No, abbiamo farmaco. capito benissimo e la ringraziamo. Quindi fare Grazie questa davvero. Chiaramente le fasi poi le decidono gli esperti, gli scienziati, e il governo deciderà su indicazione degli scienziati. Comunque grazie davvero per averci telefonato, per averci fatto entrare nella sua casa, per averci espresso quelle che sono le sue valutazioni. Poi ne parleremo anche con la dottoressa Costanzo, perché a me ha colpito molto questa fragilità, no? Questa paura sia di rimanere in casa, questo restare chiuso per tanto tempo che si ripercuote poi anche nella voce rotta del signore che ci ha chiamato, sia questa paura del futuro che prima ne parlava la dottoressa Costanzo. Non sarà facile per tutti noi, no? Riaffrontare la quotidianità così come eravamo abituati a viverla solo un mese fa. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, benvenuto. Da dove ci chiama? Rende. Sì, ci dica. Dottoressa, buongiorno, sono Gidio De Sossi. Oh, buongiorno e grazie di seguirci. Ormai è un nostro abitué, ci fa piacere. Volevo chiedere intanto alla dottoressa Costanzo se l'ordine ha sensibilizzato il governo, perché dopo, passata questa tempesta, secondo me per ricostruire, oltre agli aiuti economici e compagnia bella, ma ci vorrà un grandissimo aiuto psicologico, cioè assistere tante persone che sicuramente avranno subito dei traumi. Cioè il governo, sentiamo che devono assumere a destra e a sinistra, ma non ho mai sentito dire che c'è un bando per assumere 20.000, 30.000 psicologi che saranno, cioè che dovranno costituire proprio come dire, il là per quanto riguarda la ripresa esistenziale, diciamo, dell'individuo. E poi se avete chiesto alla nostra governatrice, che è interessata adesso a sistemare le caselle delle varie posizioni, se è stato fatto un accertamento sullo stato di salute di tutti gli operatori delle RSA. Se l'avessero fatto in tempo, e c'era il tempo per farlo, perché il virus è comparso a metà febbraio nel nord, la regione Calabria si è rinnovata il 27 gennaio, hanno perso 2 mesi a litigarsi per sistemare le varie caselle, e invece avrebbero dovuto per primo intervento verificare lo stato di salute di tutti gli operatori sanitari principalmente, ma anche gli impiegati, gli addetti a queste RSA, perché se si è infettata la casa di Bocchigliero o di Chiaravalle, per forza è venuto da fuori questo virus. E chi l'ha portato? Sicuramente un impiegato, un medico, un infermiere. Quindi che cosa hanno fatto? Ma io sono convinto che ancora oggi non è stato completato, o addirittura forse non è nemmeno iniziata questa verifica. Io mi auguro che si intervenga subito, prima che si verifichino altri casi come Bocchigliero e Chiaravalle. Certo, grazie molte per il suo intervento, sempre molto puntuale, molto attento, grazie sempre di seguirci. Dottoressa Costanzo, è stata chiamata in causa, cosa rispondiamo? Sulla assunzione degli psicologi non so cosa dirvi. Certo che siamo già tanti e quindi si dovrebbe incentivare questa, chiamiamola così, proposta, che non è solo una proposta di un singolo, ma penso che sia anche un bisogno della collettività. Io sotto il profilo dell'angoscia, della paura, del dover stare sempre in casa,
posso dire con certezza, perché questo non è che lo dico solo io, lo dicono anche le ricerche, lo dice anche la letteratura scientifica, che per diminuire l'angoscia in questo momento, preciso momento, intanto bisogna fare informazione attendibile. Nessuno ancora ci ha spiegato bene che cos'è questo virus, perché se ne dicono tante, ma con chiarezza, spiegazioni proprio attendibili sulla tipologia di questo coronavirus, io ancora non ne ho sentite chiare. Dall'altra parte poi bisognerebbe proporre televisivamente proprio gli effetti positivi delle cure che si stanno facendo e censurare il più possibile tutto quello che riguarda le morti, la sofferenza, perché questo proporre la negatività terrorizza ancora di più il cittadino che è costretto a stare dentro casa e da solo. Bene, ci fermiamo qui, anche se insomma noi preferiamo la linea della chiarezza, dottoressa, dire tutto ai nostri sì, cittadini certo, senza censure, ai nostri telespettatori senza censure, è giusto che si abbia una visione completa di ciò che accade. Parlavamo delle storie e delle esperienze di chi invece in questo tempo ha riscoperto la scrittura, ha raccontato storie, è un concorso letterario edito e promosso dalla Pellegrini Editore e ne ha fatto un ebook. Vediamo. Buonasera a tutti, un abbraccio alla redazione di TEN e un grande saluto a Rosalba Baldino e al direttore Attilio Sabato. Come Rosalba hai già detto nel tuo servizio di lancio mostrando la copertina di questo volume, oggi proprio esce ufficialmente un libro particolare e speciale a cui teniamo moltissimo come casa editrice Pellegrini, e il libro Eppure in casa sto, racconti e poesie in tempi di quarantena, che è un libro che nasce in formato ebook e nasce soprattutto a seguito del concorso Io resto a casa, bandito all'inizio della quarantena dalla casa editrice Pellegrini, un concorso che Rosalba ha avuto grande successo, sono arrivati oltre 400 veramente elaborati tra poesie e prosa in casa editrice, a riprova del grande desiderio della gente di scrivere, ma ne abbiamo selezionato 35 anche con grande difficoltà, ed ecco il volume Eppure in casa sto, che è un libro che è molto intenso e particolare, ha una sua particolarità di fondo a cui noi della casa editrice Pellegrini e in particolar modo l'editore Walter Pellegrini teniamo in maniera intensa, perché l'intero ricavato di questo ebook, che è acquistabile sul nostro sito a 5,99 €, sarà interamente devoluto all'ospedale civile dell'Annunziata, perché desideriamo anche noi nel nostro piccolo contribuire ad aiutare il nostro ospedale già eroico. Quindi questo è un po' un appello ai nostri lettori e a tutti coloro che ci seguono, perché acquistino Eppure in casa sto e contribuiscano insieme a noi a devolvere e a far crescere e a sostenere l'ospedale civile dell'Annunziata. Grazie a tutti coloro che vorranno supportarci. Grazie ad Antonietta Cozza, ci piace questa iniziativa di solidarietà legata alla creatività, perché davvero se tutti insieme ci crediamo allora andrà tutto bene pur restando a casa. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
terza e ultima parte del nostro TG10 speciale. Abbiamo ancora tante cose da farvi vedere, tanti argomenti da affrontare con la dottoressa Costanzo, ma so che c'è una telefonata e diamo precedenza ai nostri telespettatori. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, la sentiamo bene. Da dove ci chiama? Da Monte Paone Superiore, provincia di Catanzaro. Benvenuto. Allora, lei Grazie. come sta vivendo questo periodo di quarantena? Signorina, come sto vivendo? Serenamente il più possibile, perché altrimenti se la persona si agita, se si depressa è ancora peggio, perché bisogna avere fiducia, prima di tutto, in tutti i dottori che stanno dando la vita, insieme agli infermieri, tutti, senza badare a se stessi per salvare le vite che hanno sotto le mani. E noi, chi crede che c'è un Dio veramente che regna, bisogna pregare per queste persone, bisogna pregare per tutti coloro che sono in autorità e ascoltare quello che ci dicono, perché è per il nostro e per il loro bene. Quindi se ci agitiamo è peggio. Non ci deve far paura questo coronavirus. È successo. Secondo me questa è una verità, è stata scritta nella Sacra Bibbia 4.000 anni fa. E stiamo vivendo quei tempi difficili che il Signore Dio Onnipotente ci insegna nella sua santa parola. Grazie, Signore, grazie per questo bel messaggio, grazie per averci telefonato e ci benedica insieme. E per questo bel messaggio di serenità, perché ci capita poche volte di avere messaggi di serenità, messaggi di fiducia verso il futuro. Grazie al nostro telespettatore che ci ha chiamato dalla provincia di Catanzaro, perché ci ha dato un po' di energia in più per guardare al futuro. E prima però di parlare con la dottoressa Costanzo, voglio ricordare che alcune ricorrenze in questo mese lungo, anzi più di un mese in cui tutto è stato chiuso, quindi insomma le manifestazioni pubbliche sono impossibili, ci sono delle ricorrenze che ci fanno perdere un po' il filo della memoria perché nessuno le ha sottolineate. Il 5 aprile scorso era la data di nascita, il 5 aprile, di un compositore importante per la nostra regione, Alfonso Rendano. Lui era nato a Chiarolei il 5 aprile del 1853. Pensate, una pianista in America, una pianista molto brava, Daniela Roma, lo ha voluto ricordare al mondo intero con un suo brano che ci ha inviato, il cuore anche questo dei calabresi nel mondo. Sentiamo. Buon compleanno Alfonso Rendano, sonatile in stile antico in do maggiore.
brava Daniela Roma. Abbiamo al telefono, dovremmo avere al telefono Marisa Passaniti, che è la presidente dell'associazione Alfonso Rendano. Presidente, mi sente? Sì, buongiorno. Benvenuta e soprattutto so che voi avevate preparato tante iniziative per ricordare Alfonso Rendano, ma siete stati costretti a rinviare, vero? Sì, è vero, infatti avevamo in programma per l'anniversario appunto della nascita la seconda edizione della rassegna pianistica dedicata ai ragazzi che suonano al pianoforte, e quindi l'anno scorso avevamo avuto una grande partecipazione. E quest'anno purtroppo non abbiamo potuto attuare questa cosa e ci è dispiaciuto tantissimo. Certo, insomma è un appuntamento rimandato a questo punto, no? Sì, speriamo proprio che sia rimandato, come le giornate rendaniane che l'anno scorso sono svolte a giugno, che pensavamo di poter riproporre quest'anno. E invece non sarà possibile, forse pensiamo a qualche iniziativa sul web. Certo, perché effettivamente la cultura, il mondo della cultura si è spostato sulle piattaforme web, è un modo per ricordare a tutti noi che il bello, la bellezza che arriva con la musica, con le arti, continua a fluire, no? E anche questo ci aiuta a superare questo momento. Presidente, l'ultima domanda e la lascio riguarda Daniela Roma, che porta la musica di Rendano nel mondo. Sì, Daniela ha incontrato quasi per caso Alfonso Rendano quando la nostra associazione è nata. Quindi lei ha suonato per noi al concerto di inaugurazione nel lontano 2001 e da allora lei non l'ha più lasciato Rendano, lo ha portato in giro in Europa nei suoi concerti, adesso lo suona negli Stati Uniti dove lei insegna, lo propone anche ai suoi allievi che dimostrano veramente molto entusiasmo per questo autore che forse noi abbiamo per troppo tempo dimenticato. Grazie per il tempo che ci ha dedicato, le auguriamo chiaramente un buon proseguimento di giornata. Dottoressa Costanzo, mi piace capire insieme a lei il valore che hanno le ricorrenze, gli appuntamenti che ci aiutano in qualche modo a cadenzare, no? Le giornate, così come la vita. Il fatto che noi rimandiamo questi appuntamenti in questo momento particolare, che significato ha proprio per la nostra salute mentale? È un bene, cioè abbiamo la speranza di compierla questa azione oppure no, ci sono altri, è un'azione che evoca altri problemi? Diciamo che noi in questo momento siamo in attesa, che passi tutto questo male che ci ha sopraffatto per poter poi festeggiare tutti insieme. C'è da dire che le festività spesso non sono dei momenti piacevoli. La persona che soffre di depressione specialmente, che vive l'angoscia, vive anche le festività come eventi luttuosi, eventi durante i quali non si sa divertire, non sa neanche stare in famiglia. Quindi c'è sempre un effetto paradosso. Cioè, chi stava male prima, adesso sta meglio. Chi invece stava bene ed era in equilibrio psichico, in questo momento soffre di più. Io ho notato, anche collegandomi con i miei pazienti, che tutti i pazienti che soffrivano precedentemente, in questo momento di costrizione stanno meglio. Vi sembrerà strano, eppure è così. Mentre le persone che sono sempre state bene, che hanno sempre avuto un'attività e un rapporto adeguato col mondo esterno, oggi si trovano in difficoltà.
La speranza è sempre l'ultima a morire comunque e noi dobbiamo cercare di guardare al futuro come foriero di nuove attività e di nuovi contatti più produttivi, perché noi prima di questo evento coronavirus noi abbiamo vissuto una vita molto caotica all'insegna del movimento spesso disorganizzato. Questo momento di riflessione è molto importante perché deve far sì che noi possiamo veramente trarre trarre dei vantaggi e degli insegnamenti e dare più valore alla vita, ai rapporti con gli altri, ai rapporti col mondo esterno, tutelare di più il mondo che abitiamo. Mi piace molto quello che ha detto e speriamo di impararlo davvero per una migliore qualità della vita. È davvero una cosa importante perché poi la tutela di cui lei ci ha parlato significa molte volte anche longevità e ci piace restituirvi delle immagini che ci hanno toccato, arrivano dalla Madonna della Catena, Laurignano e una casa di cura. C'è una signora che all'interno della casa di cura con gli operatori ha festeggiato i suoi 100 anni, il suo secolo di vita. Vediamo queste immagini. Per noi. Vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Francesca, tanti auguri a te. Soffia, Soffia. E queste belle immagini sono state girate proprio dagli operatori della Casa di Cura Madonna della Catena, che ringraziamo perché ci hanno permesso di partecipare alla festa. La signora Francesca, i nostri migliori auguri. Dovremmo avere al telefono Gabriella De Franco, pronto? Ancora non c'è, però sicuramente tra un attimo ci sarà e ci racconterà la storia molto particolare di questa signora, una donna forte che ha superato tante difficoltà nella sua vita, e ci piace farvi ascoltare questa storia perché è di storie così, di donne così che abbiamo bisogno, di esempi così che abbiamo bisogno in questo momento. Pronto? 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 Sì, allora la sentiamo. Benvenuta innanzitutto. Gabriella, e ancora auguri perché abbiamo visto che è stato davvero un momento emozionante il compleanno a cui voi non avete potuto partecipare chiaramente come parenti. Questa cosa la diciamo, e diciamo anche che la tecnologia ci aiuta perché mette in contatto mondi che altrimenti non potrebbero incontrarsi. Volevo che lei ci raccontasse la storia di questa signora che è lucidissima, abbiamo visto molto più giovane anche della sua età nell'aspetto. È la ragazza di Franco. Allora, la storia della signora Francesca ci raccontava che lei da un po' di anni vive in questa struttura. Lei ha vissuto anche il terremoto qualche anno fa, che sostanzialmente l'ha privata della casa, no? Sì, sì. Purtroppo dopo tutta una vita da sposata vissuta in questa casa, bella casa di Mormanno, nel centro storico, proprio nelle vicinanze della chiesa principale di Mormanno, e mi ricordo sempre quella finestra da cui vedevo il campanile che scandiva praticamente le ore del giorno e quello era il nostro orologio, non guardavamo il telefonino allora. Io ho tutti i miei migliori ricordi a Mormanno e scusami, mi emoziono. Pronto? La sentiamo un po' male, non so se riusciamo a ripristinare la linea con Gabriella. Pronto?
Allora, ci riproviamo. Salva? Pronto? Io ti sento male, purtroppo. Sì, infatti c'è la linea che non è molto amica nostra in questo momento. Vediamo di richiamarla in modo da poter completare il racconto, perché era un racconto davvero intriso di emozione. Dottoressa Costanzo, allora, io con lei vorrei affrontare anche questo argomento, quella della fragilità degli anziani che si trovano a vivere una condizione forse per loro non tantissimo diversa, nel senso che le loro abitudini non sono state comunque stravolte, però ne comprendono la gravità, ne comprendono il pericolo, non riescono a vedere i parenti, come nel caso di questa signora che ha festeggiato un compleanno importante. E allora anche qui ci potrebbe essere una sindrome da abbandono. Chi può parlare o come parlare attraverso il telefono, attraverso le tecnologie con gli anziani che sono all'interno delle case di cura ricoverati? L'anziano ha bisogno di una grande attenzione, ha bisogno di vicinanza, di sostegno, ha bisogno di essere costantemente sollecitato anche nell'educazione, chiamiamola così, no? Perché fargli ascoltare musica, impegnarlo con attività anche di carattere ludico e di carattere intellettuale per mantenere il cervello attivo. Certo che in questa situazione l'anziano si trova solo, quindi è molto importante che le persone che se ne stanno occupando siano presenti come rapporto umano, rapporto partecipativo. Fra l'altro l'anziano sa che vive in una condizione di maggiore esposizione al virus, nel senso che se si ammala rischia di più di morire. Fra l'altro io ancora non ho capito bene, e penso che i cittadini nemmeno l'abbiano capito, per quale motivo si muore. Perché sono le risposte che ci danno su questo tema sono molto confuse e aleatorie. Prima dovevano morire solo i soggetti che erano malati e quindi più fragili. Adesso stiamo assistendo invece alla morte anche di persone più giovani che stanno bene in salute. Quindi tante cose noi dobbiamo capire ancora di questa epidemia. Una cosa è certa, chi si trova vicino a queste persone che si sono già incamminate verso la fine della loro vita deve essere maggiormente attento a tenere attivi i loro interessi, che chiaramente non possono essere interessi molto intellettuali, molto simbolici, ma dovrebbero essere maggiormente interessi di carattere umano. E capisco che in questo momento è anche difficile perché siamo tutti con guanti e mascherine, tutti spaventati, tutti protetti da scafandri e quant'altro, e quindi diventa difficile dare quell'affetto e quella umanità di cui questi soggetti sono bisognosi in questo momento. Grazie, abbiamo una telefonata, pronto? Sono sempre Gabriella. Ah, finalmente ti sentiamo meglio. Allora, a noi piace molto la storia della signora Francesca. Prima abbiamo detto che qualche anno fa, in occasione purtroppo del terremoto di Mormanno, è stata costretta, no, ad abbandonare la sua casa, ma lei è stata capace di guardare avanti con fiducia, di ricostruire, no, il suo presente, una cosa difficile per le persone anziane. Però lei è forte di cervello, oltre che di fibra fisica. Praticamente è riuscita a ricostruire davvero la sua esistenza in questa clinica dove vive dal 2013. Certo, è stata sempre una persona abituata a lavorare proprio materialmente
a casa, nei terreni di proprietà che avevano insieme al marito l'abitudine di andare a coltivare. Erano persone semplici, umili, però molto dignitose, e con tantissima dignità adesso continuo a vivere mia zia i suoi giorni in questa clinica, dove è amata e rispettata perché è una persona buona, di cuore, è sempre sorridente, non si lamenta quasi mai. Che bello, grazie, grazie per questa sua testimonianza, ci ha fatto comprendere ancora di più, no? Il carattere di questa signora, a cui rinnoviamo gli auguri e complimenti a voi, perché è difficile rimanere distanti ma vicini, voi invece ci siete riusciti, grazie per averci anche ritelefonato. Siamo quasi, credo, in chiusura, però vi voglio lasciare con un bel video girato da una collega che ci sta facendo molta compagnia durante questo percorso del TG10 speciale del martedì, Alessia Antonucci. Guardate che cosa ci ha inviato, insomma, ai tempi del coronavirus. Vi facciamo vedere quello che lei è riuscita a girare con la sua telecamerina. Arrivederci. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Canzoni emozionanti che ti acchiappano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola, canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare, ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. A ricordarti chi sei. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto
tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. E c'è il tempo solo per i saluti. Grazie alla dottoressa Costanzo per essere stata con noi, ci risentiamo molto presto. Grazie a Luca Chito in regia, vi auguriamo un buon proseguimento.